Possiamo cominciare. Allora, Calderon Raul Esteban, collegato dalla saletta del carcere, presente? Sì, buongiorno, sono il Presidente Ladino, siamo in collegamento. È presente Calderon Raul Esteban, nato il 26/2/1969 in Argentina. Saranno garantiti tutti i diritti in materia di procedimento a mezzo videoconferenza e non ci sono situazioni di incompatibilità. Il sottoscritto PG è imputato. Buongiorno. Benissimo, grazie. Allora, i difensori, l'avvocato Cagliazza è presente, non vedo invece l'avvocato Meraghi. Sì, la sostituisco. Sì, Presidente, la sostituisco io finché non arriva. Avvocato Ilaria Rapali è impegnata in un'altra udienza. Va bene, d'accordo, quindi per delega orale. Poi per le parti civili l'avvocato Ranalli è presente? Sì. Per Piscitelli Andrea è presente? Piscitelli Andrea? No, quindi oggi è assente. E l'avvocato Siano per le altre parti civili che sono tutte assenti, giusto? Sì, tutte assenti oggi. Benissimo, allora per quanto riguarda i pubblici ministeri abbiamo sempre i dottori Palazzi e Ceraso. Dunque oggi dovevamo cominciare l'attività istruttoria, quindi vediamo chi sono i testi presenti. Come cominciamo? Allora, chi è chiamato come teste in questo procedimento deve uscire dall'Aula, poi verrete chiamati secondo l'ordine di discussione. Prego. Ci sono altri testimoni che sono presenti? No? Lei è del pubblico, signora? Non giornalista, autorizzata, giusto? Sì, vai. Allora, da chi cominciamo? Allora iniziamo dal vice ispettore Guidi, Ilaria Guidi della squadra mobile. Bene. Che ci mostrerà il filmato che riprende il luogo dove è avvenuto l'omicidio e quindi la ricostruzione del fatto, sì, dell'evento. Angela. Lo deve vedere lui in contemporanea. Va bene. Allora, ispettore, buongiorno. Buongiorno. Allora, si deve impegnare a dire la verità, legga pure la formula di rito. Deve accendere il microfono. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Allora, le sue generalità. Allora, Ilaria Guidi, ispettore della Polizia di Stato, in servizio attualmente presso il commissariato di PS Vescovio, all'epoca dei fatti in servizio presso la squadra mobile, terza sezione omicidi. Bene. Allora, prego, pubblico ministero. Sì, allora, buongiorno ispettore. Buongiorno dottoressa. Allora, cominciamo con la ricostruzione del fatto. Sì. E quindi lei adesso mostrerà le immagini che riprendono sì. quanto avvenuto e il teatro dell'evento. Diciamo. Sì, io ho preparato un PowerPoint nel quale ricostruiamo in maniera cronologica l'evento del primo intervento dalla chiamata al numero unico emergenza nel quale viene riferito il fatto, la creazione dell'evento da parte della sala operativa, tutte le risorse che piano piano sono state inviate sul posto dalle macchine del primo intervento sino a noi operatori della squadra mobile e le prime attività che abbiamo svolto finalizzate alla ricerca di persone che potessero riferire in merito ai fatti e alla ricerca di sistemi di videosorveglianza utili che potessero aver ripreso l'immagine dell'omicidio o l'eventuale via di fuga dell'autore o degli autori dell'evento. Prima di dare via alla visione chiediamo alla sala regia poi se abbiamo predisposto... allora vediamo, cominciamo... Intanto diamo il dato temporale, cioè il fatto quando si è verificato. Cominciamo a parlare dell'evento in sé. Allora, è il 7 agosto
2019 e alle ore 18:46 e 39 secondi giunge al numero unico emergenza una chiamata da parte del Felice Guido, il quale comunica che un ragazzo ha sparato ad un altro ragazzo e l'autore è scappato via a piedi verso la zona denominata Subaugusta e c'è una persona a terra e riferisce che probabilmente è morta. La persona dà una prima descrizione dell'autore del fatto, riferisce che indossa una bandana blu, degli occhiali ed è vestito da corsa, cioè ha un abbigliamento sportivo da jogging. Quindi alle successive 18:50 la sala operativa della Questura di Roma crea l'evento del quale vi avevo accennato prima, relativo alla sopra citata chiamata al numero unico emergenza. Un attimo, sentiamo un attimo se da Carinola vedono il video. Non vedono il video, benissimo. Allora, questo è il massimo dell'apertura. No, se no. clicca sotto lo mette, diciamo, sulla destra, Chiude sulla parte lo sinistra. schermo intero. Ecco. Intanto vediamo, prima dobbiamo sincerarci che possa essere visto anche... No, basta, c'è prima Quindi non vedete? Ispettore, prima di 100% in basso, se clicca quell'iconcina prima del 100%, no, a destra. Aspetti un attimo, dottor Palazzi, scusi perché sono in collegamento con la sala regia, con Carinola. Dovete vedere un PowerPoint, non c'è ancora un'immagine, c'è soltanto l'immagine di un PowerPoint, una scheda sintetica, diciamo, delle attività di PG. La vedete? No, non la vedete, un attimo solo. Va bene, sentiamola, contattiamo la sala regia per avere risposta. Io sono proprio aperta al massimo. Questa, dottore? Scusi, posso? Prego. No. Così poi basta. Ok, perfetto. Lo vedete ora? Adesso sì, signor giudice. Ok, allora diamo atto che per garantire all'imputato la visione piena delle immagini che sono proiettate sullo schermo dell'Aula durante la deposizione della testimone, non è possibile garantire contemporaneamente anche la visione dell'Aula e tuttavia si ha pieno ascolto di quanto degli interventi effettuati. Quindi parli un attimo, dottoressa ispettore Riprenda, che voglio avere conferma che sentono pienamente quello che lei dichiara. Allora, alle successive poi, 18, 48 e 23, dopo che Aspetti, sentite la testimone che parla? Sì, signor giudice. Ok, va bene, fateci sapere se avete problemi di visione o di ascolto. D'accordo? Grazie. Allora, prego. Allora, la zona interessata, cioè la zona dell'intervento, è Parco degli Acquedotti e più precisamente via Lemonia, in una zona all'interno del parco antistante il civico 273. Via Lemonia è una strada a doppio senso di circolazione che collega via del Quadraro a circonvallazione tuscolana, è lunga circa 1,4 km, a doppio senso di circolazione e nel momento in cui interseca via Tito Labieno per 180 metri fino alla circonvallazione tuscolana diventa senso unico di circolazione verso appunto circonvallazione tuscolana. Sul lato sinistro della strada vi sono diverse palazzine, degli alberi e l'illuminazione, sul lato destro c'è una pista ciclabile, un muro su cui è sormontato una ringhiera in ferro alta circa 1 metro e poi di lì
c'è il parco, costituito da una serie di vialetti, di zone adibite con attrezzature sportive, panchine e quant'altro. Ora, quindi alle 18:48 e 23 la sala operativa, dopo che ha ricevuto la richiesta di intervento, richiede l'intervento di personale del 118. Sul posto arriva personale sanitario così composto, un'automedica dell'Ares 118 con sigla 0701 Roma Est e una autoambulanza avente sigla 697, a capo delle due unità operative il dottor Genovese Luciano, che poi alle ore 19:15, effettuate le prime manovre di soccorso e a seguito di EGC, stabilirà il decesso della persona presente all'interno del parco. Contestualmente la sala operativa invia sul posto le prime macchine, in particolare la Tuscolano 1 e personale del reparto prevenzione crimine che quel giorno, in quell'orario di servizio, era a disposizione del commissariato Appio. La Tuscolano 1 individua le prime persone in grado di riferire sui fatti e identificano la persona che è a terra per Fabrizio Piscitelli. Mi volevo aprire contestualmente il documento della macchina, ma il sistema è lento. Senta, ispettore, non è possibile ingrandire un po' il PowerPoint, fermo restando che lei sta riferendo puntualmente, insomma, Allora, non c'è niente di particolare. io sono già al massimo dell'apertura del PowerPoint. Ok, va bene, ascoltate, tanto al momento non ci sono neanche immagini significative. Avevo i collegamenti ipertestuali che prima avevo provato e si aprivano, però adesso il computer è estremamente lento e non me li fa aprire. Va bene, comunque il PowerPoint recita Si gli vede solo orari una degli finestra, sì, recita gli orari degli interventi, non c'è Sì. niente di particolare, è solo una sintesi di quello che... Eccolo qua. Questa è la notazione inerente all'intervento redatta da personale dell'autoradio Tuscolano 1, nella quale loro riferiscono di aver individuato i primi 3 testimoni, individuano e identificano il soggetto a terra per Fabrizio Piscitelli, noto capo ultra della tifoseria della Lazio, e unitamente a personale della Padova Genova 17 iniziano a cinturare la zona dove è presente il cadavere, quindi viene delimitata di modo che le persone presenti all'interno del parco non potessero contaminare l'area circostante. Mentre il personale della Padova Genova si porta sul posto, in via Anicio Gallo individua un soggetto che poi sarà identificato per l'autista di Fabrizio Piscitelli, cittadino cubano Cread Comaz Eliob, il quale in qualche modo richiama l'attenzione della macchina con i colori d'istituto, riferendo che era per l'appunto l'autista di Fabrizio Piscitelli, che i due si trovavano all'interno del parco Lemonia in attesa di una X persona che lui non conosce, con il quale il Piscitelli avrebbe avuto un appuntamento, e ha nella sua disponibilità una Jeep di colore bianco. Racconta quindi l'evento
riferisce che mentre si trovavano appunto seduti, dalle spalle giunge un uomo di corsa, il quale esplode un corpo con un'arma da fuoco, il Piscitelli cade a terra, e sempre in annotazione il personale della Padova Genova riferisce che il cittadino combano dice di aver alzato le mani in aria e poi di essersi allontanato intimorito dalla scena dell'evento. Contestualmente la sala operativa alle 18:54 contatta il funzionario di turno della squadra mobile nella persona del sostituto commissario Iezzi, il quale a sua volta darà comunicazione dell'evento al funzionario della sezione omicidi. E contestualmente, qualche minuto dopo, alle 18:59, viene contattata il personale della polizia scientifica, la quale a breve si recherà sul posto per effettuare il sopralluogo e i rilievi tecnici del caso, ed anche il personale della Digos, considerando che appunto per l'appunto Fabrizio Piscitelli era capo indiscusso della tifoseria della Lazio. Qui abbiamo evidenziato i vari arrivi delle varie macchine intervenute, quindi la Tuscolano 1 e successivamente alle 18:55 e 46 la Padova Genova 17. Voglio precisare che questa immagine che viene riprodotta è il risultato di uno screenshot di un video che vedremo di qui a breve, è relativo proprio all'omicidio di Fabrizio Piscitelli. Questi sono gli ultimi frame del filmato che mostrano proprio l'arrivo e il primo intervento delle macchine che sono intervenuti. E si vede, anche se molto a distanza, il nastro che delimita la zona. Alle ore 19:15 noi della squadra mobile arriviamo sul posto. E quindi, come dicevo prima, iniziamo a individuare le persone presenti in grado di riferire sul fatto e con equipaggi diversi ricerchiamo i sistemi di videosorveglianza installati nell'area interessata all'evento delittuoso e immediatamente prossima alla stessa. Alle 19:30 giunge sul posto personale di polizia scientifica che inizia il sopralluogo. Sull'immagine che vediamo proiettata si vede la zona delimitata, il corpo, seppur a distanza, di Fabrizio Piscitelli, coperto da quel telo dorato con il quale è stato coperto da personale medico. Senta, ma queste immagini che sono un'estrapolazione Allora, delle fotografie, le immagini precisi bene precedenti, la le immagini fonte- precedenti. Aspetti un attimo, la fonte delle immagini che proietta. Poi vogliamo capire, ai fini anche della trascrizione e poi della rilettura degli atti, se sono numerate queste foto. No, le fotografie qui riprodotte non sono numerate. La fotografia che è qui riportata è estrapolata dal sopralluogo effettuato dal personale della polizia scientifica, come le foto che seguiranno. Diversamente i frame dei filmati che mostrerò a breve sono il risultato delle acquisizioni sul luogo dell'evento, che poi sono stati visionati da personale della squadra mobile. Va bene, questo fa parte, diciamo, di questa sorta di scheda informativa che Sì. lei redige ai fini Sì. della sua deposizione. Sì, di queste fotografie. Poi, ovviamente questi rilievi sono oggetto di Si produzione. produrranno tutti. Diciamo che, perché non l'avete prodotti ancora? Ancora no, Presidente, Sì. nel senso che per quanto attiene le fotografie mostrate, scattate dalla scientifica, sentiremo la scientifica e produrremo l'intero, perché fu fatto sia un video che ovviamente delle fotografie e tutta Come documentazione. Certo.
Sì, forse Forse è già stata prodotta, Presidente, nel fascicolo del dibattimento, questo poi lo possiamo verificare dopo, ma comunque componeva il verbale di sopralluogo come accertamento tecnico, come accertamento irripetibile con allegati e quindi con le riprese. Dovrebbe esserci, ma se non ci fosse. Angela, avrei bisogno del fascicolo, quello delle produzioni. No, semplicemente perché, scusate, solo per una questione soprattutto di comprensione per i componenti tutti della Corte. Guardi un po', la produzione. Sì, Presidente, dovrebbe esserci, oltre al verbale di sopralluogo, un DVD che era allegato al verbale di sopralluogo, ovviamente che contiene tutte le immagini, il video e le fotografie. No, era solo, scusate, per la fruibilità della visione da parte anche dei giudici. Volevo capire, sì, ci sono tutti i vari verbali, ovviamente ci sono tutti i DVD, siccome non sono stati oggetto di stampa, in genere poi, diciamo così, vengono prodotti stampati, perché voi dovete capire che li deve vedere la Corte, quindi dobbiamo Cioè, li vuole avere anche stampati? No, oggi diciamo lei sta facendo, mi pare di capire, una sintesi, no, Sì. delle attività. Poi ci saranno delle deposizioni che sono, penso, non so, ditemi voi, deputate proprio alla ricostruzione oppure no, della parte del sopralluogo, dell'attività di polizia scientifica. Sì. Però il video non lo possiamo stampare. No, il Presidente. video sì, però non ci sono anche le immagini, in genere vengono sempre fatti rilievi video Ci e rilievi dovrebbero essere fotografici. anche rilievi fotografici. Generalmente sì. il pubblico ministero, perché in genere il PM che produce questi atti, produce anche comunque un fascicolo fotografico per consentire la visione, lo fa l'APG generalmente questo lavoro, ci viene prodotto, nell'ultima udienza addirittura la Procura di Civitavecchia ci ha prodotto per ogni giudice popolare, aveva fatto una copia per dire, perché devono poterli vedere direttamente durante la deposizione, questo per una migliore comprensione insomma poi degli eventi. Quindi era solo per capire, perché adesso noi abbiamo un documento PowerPoint che è diciamo così, una sorta di appunto, no? Redatto direttamente dal test riassuntivo delle attività svolte. E quindi semplicemente, siccome dà conto adesso nella sua deposizione di immagini, è vero che c'è una legenda sotto e si può anche risalire, però diventa difficile poi seguire la deposizione non avendo una numerazione di queste pagine di PowerPoint. Sembra una cosa banale, ma quando uno va a rileggere le trascrizioni con gli atti non è così banale, insomma. Se eventualmente, perché lei non ha fatto questa numerazione, ovviamente come si numera, diciamo, un documento qualunque? Perché questo ci potrebbe consentire più facilmente. E comunque le fotografie che sono riportate le produrrà nella testimonianza successiva il collega della scientifica che ha effettuato il primo sopralluogo. Vabbè, noi chiediamo perché non sappiamo come avete programmato l'attività. Sì. Presidente, comunque diciamo, questa presentazione in PowerPoint noi a mo' di memoria 121, insomma, Sì, in qualche certo, modo chiaro, la sì. produciamo e c'è la scansione temporale anche nel senso che comunque si riesce A collegare i documenti al ogni dichiarato. foto ha una leggenda, quindi in qualche modo. No, è importante che sia facile comprendere il contenuto ora di quello che dichiari innanzitutto, Sì, perché deve noi essere non- chiaro sì. nella parte Guarda, dichiarativa. diciamo, la prossima volta gliela porto anche con la stampa a colori, purtroppo noi non l'abbiamo. No, lo diciamo, so, I favolosi sono mezzi che ci mettono a dell'amministrazione disposizione, della giustizia. siccome si Noti. discute del rito informatico. Ecco. Va bene, per il momento proseguiamo così, poi vediamo il prosieguo. Qui c'è- Va bene, adesso vediamo i successivi testi, che cosa ci produrranno in cartaceo e poi vedremo come Si è procedere interrotto alla stampa. il collegamento a schermo. Angela, non c'è più il collegamento schermo. Non c'è più il collegamento con il video. Eccolo.
Allora, qui sono riprodotte delle foto sempre estrapolate dal sopralluogo. Se può essere utile per lei, le do indicazione del numero del sopralluogo fatto dalla polizia scientifica. L'importante è avere la provenienza, diciamo così, Ok, delle allora, fotografie che vengono le foto riprodotte. che qui sono riprodotte sono estrapolate dal verbale di sopralluogo redatto dalla polizia scientifica il 7 agosto 2019 e trasmesso poi con successiva nota del 14 agosto. Nell'immediata vicinanza del cadavere vengono indicati i primi reperti. Al numero 2 un telefono cellulare bianco con una cover nera, all'interno poi andremo ad individuare una scheda telefonica Wind, il telefono era funzionante. Al numero 1 verrà individuato un bossolo con la capsula di innesco percossa, sul cui fondello è impressa la dicitura 33/16. Questi sono i particolari al numero 1, quindi il bossolo che è alle spalle della panchina e il telefono cellulare bianco con la cover nera situato sulla panchina. Al numero 3, che è un telefono completamente nero, verrà repertato in prossimità della spalla destra del cadavere di Fabrizio Piscitelli. Nella foto che vi mostro adesso in sequenza avrete la possibilità di vedere dove è ubicato il telefono indicato precedentemente. A terra c'è Fabrizio Piscitelli, quindi in questo punto c'è il primo telefono, sulla panchina il secondo e al numero 1 è individuato il bossolo. Quindi dietro la panchina. Esattamente. Ecco, no, perché tenga conto che da qui loro non è che vedono granché. Allora, per spiegare meglio, la panchina è a visuale della strada. Ok? Quindi Fabrizio Piscitelli era seduto unitamente al suo autista sulla panchina, il killer proviene dal lato sinistro, spara il colpo, si allontana, poi lo vedremo, il corpo di Fabrizio Piscitelli si piega immediatamente su se stesso, questo lo vedremo nel video, compie una rotazione, quindi giunge a terra supino, la testa rivolta verso il centro cittadino, quindi verso piazza San Policarpo per farvi capire, i piedi sono verso via Tuscolana in uscita da Roma e quindi questi sono i primi reperti che vengono rinvenuti sul luogo. Altri reperti verranno catalogati successivamente alla rimozione del cadavere. Questa è una piantina estrapolata da Google Art in cui abbiamo evidenziato sulla sinistra Parco degli Acquedotti e quindi il punto dove si è verificato l'evento criminoso. Abbiamo individuato un primo indirizzo che è quello di Via Lemonia 269, dove noi abbiamo individuato una prima telecamera di un sistema di videosorveglianza e poi abbiamo evidenziato altri due indirizzi, Via Tito Labieno 17 e Piazza di Cinecittà 56. In questi due indirizzi sono presenti due esercizi commerciali, in Via Tito Labieno 17 un bar e anche in piazza di Cinecittà un bar, il Meo Pinelli. Entrambi gli esercizi commerciali sono dotati di sistemi di videosorveglianza di quali acquisiremo le registrazioni e dal quale poi individueremo l'autore dell'omicidio durante la fuga a bordo di uno scooter con un altro soggetto alla guida dello stesso. Dunque, la prima telecamera è posizionata in via Lemonia 265
e precisamente nell'area esterna, cioè su un balcone dell'abitazione della famiglia Ciarrocchi, ed è diciamo posta nell'angolo destro della parete del terrazzo. Il video che è stato acquisito ha una durata complessiva di 29 minuti e 53 secondi, ma qui riportiamo solo una parte nella quale viene individuata proprio l'arrivo del killer alle spalle di Fabrizio Piscitelli. Udiremo lo sparo, vedremo il corpo di Fabrizio Piscitelli accasciarsi a terra, l'allontanamento dell'autista cubano e vedremo la prima parte di fuga del killer, il quale correndo attraverserà il parco, salterà il muretto, si dirigerà proprio sotto l'abitazione della telecamera, allontanandosi verso Tito Labieno. Sto caricando il video, eccolo. Questo è il killer che corre, la panchina, lo sparo, Fabrizio Piscitelli si accascia a terra, il killer corre, scavalca, attraversa via Lemonia e si dirige correndo verso Tito Labieno. La collega, l'ispettore Silvia Minotti, che redige annotazione circa la visione della telecamera, darà poi un'ampia descrizione di come è vestito l'autore dell'omicidio, della via di fuga. Individuiamo poi un'altra telecamera in via Tito Labieno 17. Ora, le prime informazioni raccolte sul posto ci danno indicazione che il killer viene visto salire a bordo di uno scooter proprio nei pressi di via Tito Labieno. Ecco perché la nostra attenzione primaria si rivolge nella ricerca di telecamere su quella via. Via Tito Labieno, per una piccolissima porzione nei primi metri, è contromano vedendo verso via Tuscolana. Quindi probabilmente gli autori hanno impegnato contromano per un breve tratto e poi hanno proseguito direttamente via Tito Labieno. È un percorso di circa 700-800 metri e dal momento in cui non vediamo più l'autore dell'omicidio nel video che ho riprodotto all'arrivo nel video di Meapionelli, trascorre un tempo pari a 2 minuti, 2 minuti e mezzo, che è pienamente compatibile con il percorso che è stato effettuato a bordo dello scooter. Quindi adesso andrò a riprodurre il video, seppur molto, molto breve, ripreso dal sistema di sorveglianza del bar ubicato in via Tito Labieno, nella quale vediamo lo scooter proviene da qui, sul lato sinistro, è rapidissimo, è passato. Noi poi siamo andati unitamente al personale della Polizia Scientifica, che effettuerà un lavoro anche di miglioria e di fermo immagine delle varie diciamo, video registrazioni che abbiamo acquisito, per capire se effettivamente il soggetto che viene ritratto nel video dell'omicidio è compatibile con quello che poi è riprodotto negli altri 2 video che noi abbiamo acquisito. Diciamo, da una prima visione quello che a noi ci conforta è perché nel video dell'omicidio l'autore presenta una vistosa come fascia, copertura, nella parte inferiore della gamba destra.
è bianca e il passeggero a bordo dello scooter, proprio sul lato destro, quindi dalla parte della telecamera, ha questa vistosa fasciatura che copre tutta la parte del polpaccio e dello stinco destro. Quindi da una prima visione noi troviamo conforto nel fatto che quella possa essere le immagini della fuga dell'autore dell'omicidio a bordo di uno scooter con un ex complice. Infine acquisiamo le telecamere del sistema di sorveglianza del bar Meo Pinelli, situato in piazza di Cinecittà 56, dove in basso sulla sinistra, non so se riuscite a vederlo, c'è una freccia verticale, c'è uno scooter con 2 soggetti a bordo. Attenzioniamo questo scooter perché nell'immediatezza dei fatti, quando giungiamo a Parco Lemonia, c'è uno dei presenti che rapidamente dice che si stava portando a piedi verso il parco e ha rischiato di essere investito da uno scooter che procedeva a rapida velocità con 2 soggetti a bordo, dei quali fornisce una prima descrizione altamente compatibile con quella dell'autore dell'omicidio nel video che abbiamo visto e con i 2 soggetti che sono ritratti nel video del bar, quindi nel video dove si vede anche lo scooter. Diciamo che prima, questa è una rapida e schematica illustrazione di quello che avviene nella prima ora e mezza dopo l'evento. Questa è l'attività che ha compiuto sulla visione del video, e sì, poi c'è in dettaglio le varie annotazioni della visione del video, sì, con gli orari, con gli scarti temporali di cui abbiamo annotato nella visione delle altre video, delle altre registrazioni. Nelle varie annotazioni ci sono le prime persone comunque, sia Tuscolano 1, delle persone che sono state identificate e che poi saranno escluse a sommare informazioni presso i locali della squadra mobile, ma in un orario dalle 22 in poi. Va bene. Ok, noi non abbiamo domande. Va bene, diamo la parola allora alle parti civili, se hanno domande. Nessuna, la difesa? Sì, Avvocato Cagliazza, buongiorno, pochissime domande. Buongiorno Avvocato. Buongiorno a lei. Intanto lei mi conferma che sul tema delle telecamere facciamo direttamente alla vice ispettrice Milotti, mi pare di capire o può rispondere anche lei, mi dica. Allora, io ho la documentazione dell'ispettore Milotti, se volete può riferire direttamente lei o posso riferire io, Sì, va bene, allora lo faremo. È presente, vero? Sì. Pochissime domande. Voi parliamo adesso del video relativo allo scooter. E quale dei 2? Quello Meo Pinelli. Sì. Avete svolto un'attività tecnica di ingrandimento sul video estratto dall'esercizio commerciale Pinelli per ricavare marca e modello dello scooter? Allora, noi come squadra mobile no, tutte le attività di miglioria delle immagini sono state fatte esclusivamente dal personale di polizia scientifica. Noi un po' di attività di indagine nel momento in ufficio, ma a livello tecnico certificato noi anche come squadra mobile non abbiamo competenza tecnica per certificare un ingrandimento o un miglioramento di immagini. Tutte le migliorie, tutte le rilevazioni anche a livello metrico e documentale è stato effettuato esclusivamente dal gabinetto interregionale e dal servizio di polizia scientifica. Ma voi avete discusso il testimone oculare Massimo Ragona, vero? Sì. E vi ha dato qualche informazione più specifica sul modello di scooter?
No. Avete consultato il registro di scooter rubati in modo da poter matchare adesso il verbale, chissà che Allora, per poter incrociare vado a memoria perché fa parte di un'attività di indagine successiva al primo intervento. L'attività di indagine è stata svolta eravamo moltissimi. A memoria è stata effettuata un'attività finalizzata ad individuare se ci fossero stati dei furti, diciamo così, di scooter nelle date diciamo prossime all'evento. Però con certezza non le posso dare indicazioni sull'esito dell'attività, perché non l'ho svolta direttamente io. E chi ce le può dare queste informazioni? Sicuramente qualche altro collega della sezione omicidi, cioè le ripeto, a memoria so che era stata fatta un'attività del genere. Proveremo a chiedere anche agli sì. altri. In conclusione non c'è un'identificazione del modello, né tantomeno ovviamente della targa, non ne parliamo proprio, No, ma nemmeno del modello diciamo che nella notazione effettuata dal collega l'ispettore Pippo Francesco, lui individua come possibile modello un Piaggio Liberty. Mi scusi, un? Piaggio Liberty. Ecco, questa è una valutazione, lo chiederemo a lui allora. Quindi Sì, viene è riportato fatta, in una notazione, diciamo, avvocato. è una valutazione che viene fatta da un suo collega. Sì, cioè ad occhio guardando l'immagine, presumo che il collega abbia fatto uno screenshot, un fermo immagine e un po' per fattezze, è diciamo proprio una ricerca molto base, nel Molto senso sommaria, che andiamo diciamo, a prendere i primi modelli di scooter, più o meno tutti quanti abbiamo avuto gli scooter, quindi un po' la differenza tra uno scooterone e uno scooter a ruota alta piuttosto... Per la Corte, insomma, se ci fosse alla fine, dalle vostre indagini, un accertamento dal vostro punto di vista certo, non dirò della targa, ma perlomeno del modello. Una cosa è una valutazione di similitudine del modello, una cosa è di poter dire no, noi abbiamo accertato che era un Liberty Piaggio piuttosto che un altro. Allora, questo tipo di accertamento il collega, in questi termini è stato fatto. Il collega in annotazione... Faccio finire la domanda, se no ci accavalliamo anche per la Ecco, dico, se questo accertamento in termini diciamo, di certezza è stato fatto. Il collega che visiona il filmato dà una sua valutazione primaria che possa essere un Piaggio Liberty. Va bene. Per quanto riguarda successivi accertamenti relativamente alla targa, che sarebbero dipesi E al modello anche, no? Le sto chiedendo anche al modello. che sarebbero dipesi esclusivamente dalla possibilità di ingrandire il video e quindi di fare un fermo immagine della targa, quello va visto nei verbali della scientifica. Va bene. Mi pare che non... Sì, vuoi fare una domanda tu? Prego. Sì, se posso, solo due chiarimenti. Buongiorno, Buongiorno. ispettrice. All'inizio della sua presentazione ha fatto riferimento ad una telefonata al 112 effettuata dal signor Guido Felice, è corretto? Sì. Ok, ma questa telefonata del 112, la registrazione è stata da voi acquisita? La registrazione non è stata acquisita. Non? Ok. E invece rispetto alle informazioni che avete nell'immediatezza assunto in merito alle caratteristiche fisiche del soggetto sparatore, Sì. è stata diramata la ricerca di un soggetto con caratteristiche fisiche come quelle descritte dalle prime persone escusse a sommare informazioni? Allora, per quanto riguarda la domanda che mi ha fatto prima, non vi è registrazione, diciamo, audio della chiamata al numero unico emergenza, ma c'è comunque la scheda tecnica di intervento che rimane, diciamo, nell'archivio scheda intervento del 113, dove è riportata proprio la chiamata del Felice Guido con orario e con le primissime descrizioni che questi fornisce. Per quanto riguarda la diramazione delle prime indicazioni sul soggetto autore del delitto, quella non è un'attività che svolgiamo noi, ma eventualmente che svolge la sala operativa e quindi l'ufficio prevenzione in generale del soccorso pubblico, che dirama
alle macchine una prima e sommaria indicazione e descrizione del soggetto, ma che non siamo noi deputati come squadra mobile a svolgere. Certo, per quanto è a sua conoscenza questa non sono in grado di fornirle se la sala operativa ha fornito nell'immediatezza e ha diramato nota di ricerca fornendo le indicazioni del soggetto. Ok. Invece nel svolgere la presentazione in ordine allo stato dei luoghi e in particolare con riferimento al muretto con la ringhiera che si trova adiacente alla pista ciclabile su Via Lemonia, lei ha riferito che appunto c'è questo muro su cui sormonta una ringhiera in ferro alta circa 1 metro, la ringhiera in ferro. Io le chiedo, è stata misurata l'altezza dalla strada del muro e della ringhiera? Allora, tutte le misurazioni assolutamente sono state fatte con dovizia di particolari da parte del personale di polizia scientifica che ha effettuato il primo sopralluogo. Chiederemo a loro. Sì. Invece, un'ultima volta, quindi i video di cui ha parlato, lei non ha proceduto personalmente all'acquisizione di questi video, in particolare quello di Via Lemonia, quello di Via Tito Labieno e quello del Le acquisizioni sono state effettuate in ordine, quello dell'abitazione dall'ispettore Milotti, quello del Via Tito Labieno 17 dall'ispettore Pippo Francesco, così come quello del Meo Pinelli. Io ho solo proceduto insieme all'ispettore Pippo alla visione di quello del Meo Pinelli. Quindi neanche ha proceduto lei alla ricerca di queste telecamere nelle zone adiacenti il parco degli acquedotti? Avvocato, siamo intervenuti come squadra mobile circa 20 persone sul posto nel momento del fatto. Era quindi... per capire a chi dobbiamo chiedere, quindi per capire se avesse proceduto lei e quindi è questa l'occasione per porle le domande, oppure se dobbiamo chiedere solo io lei. diciamo che ho riferito in maniera generica su quello che è il primo intervento, siccome ero tra i primi che sono arrivati sul posto e sull'ultimo a allontanarmi, ho avuto, diciamo che ho un quadro d'insieme delle attività che sono state svolte nel primo momento. Va bene, grazie. Prego. Grazie, si può accomodare. Un'ultima domanda, prego. Sì, in relazione ad alcune delle domande che sono state poste dalla difesa, lei o comunque il personale della squadra mobile, il video quando lo vedete? Perché l'omicidio avviene il 7 tardo pomeriggio, sera, quasi alle 8, quindi mi riferisco alla domanda che è stata posta, se avete diramato le ricerche del killer, dello sparatore nell'immediatezza dei fatti. Allora, il video lo vediamo sicuramente in una data successiva all'evento omicidiario. Le indicazioni circa una presunta altezza, le fattezze fisiche del soggetto, il fatto che era un soggetto comunque atletico, perché l'abbiamo visto nel video, questo abbigliamento particolare, la bandana, gli occhiali da sole, la fasciatura alla gamba destra, sicuramente sono elementi che io ritengo che la sala operativa abbia diramato come peculiari per la ricerca di un soggetto. Ora poi noi abbiamo visto le immagini successivamente. Ora l'ispettore annota relativamente alla visione delle telecamere il giorno 9. Capite bene che l'omicidio è alle 18:45 del 7. L'attività nostra come operatori è stata senza soluzione di continuità fino alle ore 7 del mattino seguente, perché abbiamo dovuto escutere i testimoni, riconoscimento salma, conferimenti incarici, siamo addirittura dovuti andare nuovamente in obitorio perché c'era un problema con l'apertura dei telefonini per l'impronta, insomma è stata un'attività lunga, quindi noi abbiamo acquisito i filmati. Anche vedere un filmato del genere non è che uno vede un filmato e trae delle conclusioni in maniera rapida, cioè è stato visto e rivisto anche da più operatori, perché poi in quel momento è uno il soggetto che annota, ma il risultato è del lavoro e dell'attenzione di più operatori, cioè in quel momento ognuno di noi dà il contributo perché magari è chiaro, è chiaro, no? E le prime indicazioni, però, lei ha parlato prima di un'escussione dei testi che erano presenti. Sì, quindi... sì, assolutamente. Diciamo il primo ad essere stato escusso è l'autista.
che viene prima accompagnato in commissariato e poi accompagnato presso la squadra mobile dove viene verbalizzato. E poi vengono esclussi i vari soggetti presenti, viene esclusso a sommare informazioni il Ragona, viene esclusso mi pare tale Menna, un altro amico del Menna. Sono 5-6 le escussioni che vengono effettuate immediatamente dopo l'evento delittuoso, nella notte. Nella notte viene esclusa a sommare informazioni la moglie di Fabrizio Piscitelli, Rita Corazza, la sorella di Fabrizio Piscitelli, Angela Piscitelli, per avere i primi riferimenti, anche indicazioni per come poi svolgere l'attività investigativa successiva. Sì, dico però non nell'immediatezza, diciamo le prime indicazioni sulla persona che aveva sparato, quindi provengono dai testimoni che sono stati esclussi nella notte. Se ho Esattamente, guardi, Felice Guido viene escluso intorno alle ore 22 del 7 agosto alla squadra mobile. Va bene, grazie. Prego. Va bene, allora possiamo liberare la testa, grazie, si può accomodare. Chi sentiamo adesso? Adesso vorremmo sentire l'ispettore Milotti Silvia. Perfetto. Facciamo entrare. Allora, buongiorno. Buongiorno. Si deve impegnare a dire la verità, prego, legga la formula di rito. Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Allora, le sue generalità. Silvia Milotti, nata a Roma il 4 febbraio 1975, ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile di Roma, sezione omicidi. Bene, prego, pubblico ministero. Sì, buongiorno ispettore. Buongiorno. Allora, lei ha proceduto all'acquisizione del filmato che ritrae il momento dell'omicidio. Sì. Ecco, vuole riferire dove e come è stato acquisito il filmato e le attività che lei ha compiuto per l'acquisizione? Sì. Allora, durante il sopralluogo sul luogo del delitto è stata individuata questa telecamera presso questa abitazione sita in via Lemonia, installata sopra, diciamo, il terrazzo di questa abitazione di proprietà di Ciarrocchi Marisa. Abbiamo preso contatti con il figlio della proprietaria, il signor Sorino Fabio, perché la signora in quel momento non era presso l'abitazione. Abbiamo visionato sul posto le immagini riprese da questa telecamera e quindi abbiamo proceduto poi all'acquisizione. La telecamera era una telecamera dotata di una scheda interna, quindi non collegata a un server, e quindi abbiamo acquisito questa scheda di memoria per poter poi scaricare le immagini. La visione delle immagini poi, a parte questa prima visione, diciamo, fatta sul posto, sì, poi quando è stata fatta poi in ufficio, dove io personalmente ho estrapolato dei fotogrammi indicando momento per momento quello che erano diciamo, le variazioni che si succedevano durante le immagini video. Quindi la durata di questo video, di quanto... La durata totale? Sì. La durata totale, se non ricordo male, era intorno ai 30 minuti. E l'orario della telecamera, delle immagini, corrispondeva o no a quello sì, reale? Era allineato, il time code della telecamera era allineato. Quindi ha proceduto all'esame dei vari frame riferiti, insomma, a, diciamo, secondo dopo secondo le immagini, quelle estrapolando, diciamo, facendo proprio una
con i mezzi che abbiamo noi, una fotografia della schermata dove veniva riprodotta l'immagine e poi descrivendo sotto quello che veniva scattato in quel momento. E quindi i fotogrammi su cui lei ha si è soffermata, li ha esaminati nel dettaglio, sono quelli riportati nella sua annotazione? Sì. Che ritraggono se è in grado di indicarlo, quale momento dal punto di vista orario? Dal punto di vista? Temporale. Cioè temporale. Sì. Allora, il video appunto che era di 30 minuti, diciamo, mi sono soffermata su quelli che erano i momenti salienti, quindi l'arrivo di questo soggetto che si avvicina alla panchina dove erano seduti Piscitelli Fabrizio con il suo autista, il momento in cui viene esploso il colpo d'arma e il momento in cui il soggetto che spara al Piscitelli abbandona il luogo e scappa. Presidente, Sì. il teste ha redatto, e qui ne abbiamo l'originale, un'annotazione di servizio che in realtà, come dire, senza alcun aspetto, chiamiamo, valutativo, si tratta di una estrapolazione dei frame con una descrizione dei luoghi e degli eventi. Io chiederei, anche per migliore intelligenza per la Corte, la produzione, se è d'accordo anche la difesa, è un documento, ripeto, privo di valutazione, ma che consente anche alla Corte eventualmente di chiedere chiarimenti se fosse non sentiamo chiaro. se la difesa... Questo è l'originale, perché a colori noi abbiamo l'originale. Questa annotazione. Senza nessuna pretesa di completezza. No, solo, lo questa dico è la selezione che ha fatto la Teste. La Teste, certo. Non è a ausilio del... Sì. Adesso noi non è che abbiamo presente il testo, perché dice il PM non ci sono attività valutative. Guardatelo. Non l'abbiamo guardato con attenzione, insomma mi pare... Va bene, ma magari nella prima pagina ripete se c'è semplicemente da dove è stato comunque tratto magari il filmato. utilizzabile nella parte se ci Non fossero abbiamo- delle parti valutative, ma insomma la parte meramente descrittiva delle immagini Benissimo. per quello che è la visione chiaramente dell'operante che la effettua. Non Va abbiamo... bene, non ci sono problemi, c'è il consenso quindi ad acquisirla. Vabbè, questo sono cose che verifichiamo. Va bene, d'accordo. Va bene, quindi ad integrazione della deposizione della testimone sull'accordo delle parti viene acquisita la annotazione a firma della Teste. No, ma era per migliorare Anche la la comprensione. comprensione. del in 9 modo agosto del 2019. Va bene, questo così possiamo magari un attimo prima di... Angela, lei riesce a fare potete fare velocemente almeno un paio di fotocopie, così le diamo anche a loro una e una e se la possono un po' condividere e vedono meglio le immagini. E va bene, sì, se non ce l'abbiamo. Sempre i famosi potenti mezzi della giustizia, non ci abbiamo le macchine fotocopiatrici a colori. Però così se lei narra e ci racconta, diciamo, voi potete vedere meglio, no? Le immagini, anche perché prima noi le abbiamo potute vedere molto da vicino, almeno loro che hanno degli schermi un po' più lontani, ma in realtà lei non deve proiettare qualcosa sullo schermo? No, perché allora se non dobbiamo proiettare nulla, Angela, per favore vorrei che venga ripristinato la visione invece della sala di Carinola, del carcere di Carinola per l'imputato. Questa l'ha fatta Pippo però, è quella dall'altro filmato. Adesso ci siamo noi, quindi lui ci vede, però noi non vediamo lui. Sì, ma tanto qua sono soltanto. Ah, Larino, scusate. Larino. Tanto eccola, qua ci sono meno immagini. Sì.
si ingrandisce l'immagine a schermo intero. Eccoci, bene. Allora un attimo solo che abbiamo le... aspettiamo la copia così... Va bene, possiamo riprendere. Sì, ma... Faccio una descrizione. Sì, fa una descrizione dei fotogrammi, quelli su cui si è soffermata. Allora, vabbè, come ho detto prima, quindi la apparecchiatura di videosorveglianza era posizionata sul terrazzo di questa abitazione, sita in Viale Monia 269, all'interno 5. Nel primo fotogramma è visibile... Deve parlare... Se avvicini meglio okay, il microfono. sì. No, se lo abbassi. Me lo abbasso. Ecco. Allora, vediamo nel primo fotogramma alle 18:32 l'auto bianca che inizia la manovra di parcheggio. Nell'auto bianca l'auto bianca è condotta da Greg Gomez e Liobe e il passeggero è Fabrizio Piscitelli. Nel fotogramma numero 2 vediamo l'autista scendere dal mezzo e avvicinarsi al portabagagli insieme al passeggero, quindi il Piscitelli. Mentre nel fotogramma numero 4 vediamo i due che si dirigono verso una panchina sulla quale poi si siedono, che è il fotogramma numero 5. Purtroppo la visibilità non è il massimo, però... no, diciamo che lo dico anche per gli altri giudici, c'è una... Ah no, non avete messo una freccia, mi sembrava che ci fosse una freccia, invece no. Forse in quella a colori sì. Ma si sta proiettando un video? No, non si sta proiettando un video, no, è semplicemente il test sta dando conto di una sua annotazione in cui ci sono dei rilievi fotografici, quindi non stiamo... Ok, grazie. Prego. Presidente, naturalmente l'imputato, questo è il solito problema, Sì. cioè l'imputato non ha queste fotografie che... Al momento ce l'ha solo la Corte in realtà, perché forse neanche voi ce l'avete sotto mano, no? No, Loro ce l'hanno. no. Ah, vabbè, voi l'avete come atto difensivo. Però sono frame di un Sì, video ho capito. Che conosce... Però, Presidente, non è, io dico semplicemente che l'imputato, in quanto presente a distanza, non è nelle condizioni di visionare o di capire di che cosa stiamo parlando, perché le fotografie noi le abbiamo, ma il nostro assistito no. Non le possiamo mettere sul video queste noi, non so, è il video che è stato visto prima, sono le sequenze dello stesso video. Ci sarà, adesso questa è l'annotazione della teste, il video e le immagini, possiamo anche proiettare il video se è di interesse. Immagino che l'imputato il video l'abbia certamente visto in molteplici occasioni, perché fa parte degli atti difensivi. Una volta a seguito di Vabbè, poteva vederlo quando vuole, nel senso lo può rivedere quando vuole, diciamo. No, non è così, perché non ha gli strumenti di visione, no, lo vogliamo solo dire perché rimanga a verbale questo dato. Va bene, lasciamo alla Perché verbale, ma si come è sappia capitato, posso dire che è capitato in altri processi, la Corte autorizza, diciamo così, il carcere a mettere a disposizione dell'imputato eventuale strumentazione necessaria per visionare atti del processo che richiedono uno No, ma strumento. noi rappresentiamo, Presidente, Sì. a lei e ai giurati Sì, popolari, sì. al giudice Lattere, che se l'imputato dovesse dare dei suggerimenti nel corso delle indicazioni delle fotografie, delle valutazioni che possono essere utili a sua difesa, ai difensori, solo per dire no, ma non è così e colà, non è in grado di farlo. Questo è il dato, diciamo, materiale che noi rappresentiamo e segnaliamo a verbale. Poi, questo è il dato.
Cioè parliamo di fotografie che l'imputato non vede mentre Possiamo ne parliamo. vedere se noi possiamo inquadrare le immagini di cui sta narrando la testa, è l'unica cosa che possiamo provare a fare. Presidente, io ho troppo rispetto per la difesa tecnica, tra l'altro qui rappresentata da un difensore di altissimo livello, da difensori di altissimo livello, per cui diciamo così, io sono il primo garantista, però cerchiamo, come dire, di rimanere in una conoscibilità, anzi conoscenza diretta, visto che questo firmato è un firmato che è stato visionato 1000 volte e utilizzato anche per, diciamo così, comparazioni che ovviamente hanno portato alle determinazioni di questo ufficio. Ora si tratta semplicemente di non c'è nessuna violazione del diritto di difesa, anche perché, diciamo così, è un fatto esclusivamente tecnico, di un'estrapolazione di un documento che è stato sempre messo a disposizione, per cui la giusta partecipazione dell'imputato al processo è compatibile ovviamente con esigenze di carattere generale e tra l'altro esigenze di tutela come previsto dall'ordinamento, per cui non credo che ci sia nessuna mortificazione della... Va bene, ma la difesa ha una questione, semplicemente un intervento da siccome mettere a l'ottimo verbale. avvocato Cagliazza dice perché rimanga a verbale, intervengo anche io perché rimanga a verbale. Non è stata posta una questione in senso tecnico, la partecipazione dell'imputato è garantita nelle forme di legge, perché non stiamo togliendo niente. Se vengono visionati dei video, qualcosa che venga, o PowerPoint, altro che venga proiettato, lui ha la possibilità di vederlo come lo possono vedere tutti gli altri. Dopodiché sono atti che fanno parte del fascicolo del pubblico ministero e quindi evidentemente atti conosciuti o conoscibili da parte dell'imputato. Va bene. Allora, lei prosegua nella sua descrizione, quindi eravamo arrivati, va bene, noi ovviamente diamo atto di quello, queste sono le immagini che si vedono come quelle che hanno potuto vedere tutti. Quindi... Sì. Sono state estrapolate dal video in questione. Quindi... va bene, sì, insomma, se lei vuole, perché qui nell'immagine lei ha fatto riferimento, per riprendere un attimo il filo della narrazione, fotogramma 2 e fotogramma 3, si vedono le persone che escono dalla macchina. Sì, l'arrivo, diciamo. Vabbè, insomma, almeno una delle due è visionabile anche, entrambi sono visionabili, la parte centrale della foto mi sembra di poter osservare, comunque ognuno poi le osserva e fa le proprie valutazioni senza condizionamenti. Va bene. Proseguo? Prego. Sì. Quindi dopo che le due persone hanno lasciato il veicolo si avvicinano a questa panchina sita nel parco e dopo qualche minuto sopraggiunge un soggetto in tenuta da jogging e proviene dalla parte destra del parco rispetto alla visione dell'immagine e questa diciamo che va letta naturalmente insieme alla visione del video e nel momento in cui si avvicina alla panchina e aumenta il passo in prossimità della stessa e mentre si trova alle spalle della panchina si sente dal video si sente distintamente il rumore di uno sparo. Per quanto riguarda invece i fotogrammi successivi però magari dica più o meno a quali fotogrammi o quali gruppi di fotogrammi fa riferimento. Allora, per quanto riguarda il soggetto che si avvicina alla panchina, parliamo dei fotogrammi 8 e 9 e nel momento in cui si sente distintamente lo sparo è il fotogramma 10. I successivi, quindi l'11 e il 12, vediamo il Piscitelli che si accascia sulla panchina e il Craig che si allontana.
velocemente. Nel fotogramma 13 vediamo l'uomo che ha sparato dirigersi verso la sede stradale e dopo aver saltato la bassa recinzione che separa il parco da Via Lemonia attraversa la strada, quindi parliamo dei fotogrammi 14 e 15. E anche nei fotogrammi 16 e 17 è visibile, e anche nei successivi 18 e 18 c'è il particolare del soggetto che indossa questi pantaloncini corti al ginocchio di colore grigio con una striscia laterale su entrambi i lati e una maglietta a maniche corte, e ha la testa coperta da quella che sembra una bandana o un cappello stretto da una fascia, e indossante un paio di occhiali da sole, un fisico prestante, ed è presente ben visibile una fasciatura applicata sulla parte inferiore della gamba destra. Questo è il fotogramma numero 20, dove abbiamo anche il particolare del fotogramma. Nel fotogramma 21 è visibile la direzione di fuga del soggetto, che è via Tito Labieno. Dopodiché, dopo che il Piscitelli è stato attinto dal colpo d'arma da fuoco, vediamo il CREAG che parliamo dei fotogrammi 22 e 23 che dopo aver controllato la sede stradale, anche nel fotogramma 25 e 26 lascia il luogo in cui è accaduto l'evento delittuoso. Ok, noi non abbiamo altre domande. Parte civile? Buongiorno. Ha acceso, avvocato? Chiedo scusa. Prego. Avvocato Ranalli per la parte civile, Andrea Buongiorno. Piscitelli. Senta, ispettore, lei ha fatto riferimento a un particolare che ha colpito l'attenzione, cioè quello di una fascia che copriva il polpaccio destro di questo soggetto che si dava alla fuga. Sì. Questo nel video dell'omicidio. Sì. Lei ha visionato anche il video di via Tito Labieno? No, quello non l'ho visionato io, ho visionato esclusivamente questo video. Quindi nel corso di tutte le indagini non ha visionato quell'altro video? No. Soltanto questo. Grazie. Sì, no, volevo capire se c'era. Grazie. L'avvocato Siano no? La difesa? Sì, avvocato Cagliazza, buongiorno ispettore. Buongiorno. Senta, avremo bisogno di qualche informazione in più su questa telecamera Prego. di cui stiamo parlando. Innanzitutto, a che piano era posizionata? Mi sembra il primo, se non ricordo male. Non lo ricordo sinceramente. Lei avete accertato quale sia la marca, il modello? Sì, l'abbiamo sequestrata la telecamera, quindi penso nel verbale di sequestro sia stato... È una telecamera che ha anche l'audio, è così? Sì. Ora, abbiamo bisogno di capire una cosa, perché, Presidente, questo perché la Corte ci possa seguire meglio, naturalmente. Questo ha ricadute poi sulle misurazioni antropometriche che riguardano l'identificazione della persona. Ecco perché ci soffermiamo su una serie di questioni. Era l'unica videocamera del sistema antifurto di quell'abitazione, dell'abitazione di via Lemonia? Era l'unica telecamera o ce n'erano altre? No, esternamente all'abitazione era presente solo quella. Sa perché le chiedo questo? Perché, come vediamo anche dalle foto che lei ha selezionato, è una telecamera che inquadra l'esterno, cioè inquadra il parco, inquadra la strada, sì, e si vede appena l'inizio della ringhiera, vero? Però non inquadra la telecamera, non inquadra il balcone, non inquadra la porta finestra d'ingresso, non inquadra le finestre
Quindi è una posizione strana per un controllo antifurto, a meno che non ce ne siano altre. Ecco perché le ho chiesto se fosse l'unica di un sistema di controllo, se questo l'avete accertato. No, noi ci siamo interessati a quello che era la parte esterna dell'abitazione, perché era il luogo dove ci interessava fosse posizionata, nel senso che se all'interno dell'abitazione fossero... No, io non dicevo all'interno. All'esterno... Se all'esterno No, fosse l'unica telecamera... All'esterno che io ricordi sì, era l'unica presente. Si ricorda come era installata la telecamera? Cioè era agganciata a che cosa? Era fermata a che cosa? Oddio, era agganciata sul muro, però non ricordo precisamente come fosse... Va bene. A chi apparteneva questa telecamera, signora? L'abitazione era della signora Cerrocchi Marisa, che il giorno del delitto non era presso la sua abitazione, ma noi trovammo il figlio, il signor Sorino Fabio. E quindi in quale momento è stata sequestrata La telecamera è stata sequestrata il giorno successivo, perché la sera stessa fu acquisita la scheda SIM della telecamera. La sera dell'omicidio? Sì. Quindi è stata la scheda SIM è stata la scheda no SIM, sì, vabbè. La scheda di memoria. Ha capito la scheda di memoria. La scheda di memoria. Sì, se non ricordo male, sì. È stata immediatamente prelevata? Sì, sì. Perché noi abbiamo un verbale di sequestro che è questo, ci dice la marca. Il verbale di sequestro che è presso, come lei ci ha detto, Sorino Fabio, no? Nel giorno successivo, è il figlio. Sì. E ha un negozio, è così? Sì. Quindi il sequestro è stato fatto presso il figlio, non presso l'abitazione, giusto? Sì. Forse quindi, come si spiega questo? Era stata smontata e data al figlio? Come si può spiegare questa cosa? No, perché se non ricordo male c'era stato un problema con la scheda di memoria, quindi il filmato è stato scaricato perché il sistema di videosorveglianza, come ho detto prima, non era un sistema di videosorveglianza di quelli sofisticati che hanno un server, quindi aveva solo questa scheda di memoria che registrava il video. Non so chi mi aveva detto che c'era stato un problema con questo, e quindi ci hanno mandato dal signor Sorino per verificare se era possibile scaricare il video direttamente dalla telecamera. E lui si era reso disponibile perché la telecamera era comunque gestita tramite un'applicazione che permetteva lo scarico di questa immagine. Immagini registrate. Sì, io le chiedo questo perché il verbale di sequestro del giorno successivo dà atto che si tratta di videocamera marca Rottai di colore bianco, modello 629, completa di alimentatore, con annessa scheda di memoria SD card marca Samsung 32 GB di color bianco e rosso. Quindi dal verbale noi deduciamo che l'apprensione, il sequestro della scheda avviene il giorno successivo. Questo è quello che leggo dal verbale, che la Corte dovrebbe avere, essendo un verbale di sequestro. È il documento 10 della produzione del pubblico ministero. Ma la testa ha già risposto, credo, in realtà. Ha detto che il sequestro è avvenuto il giorno dopo, no? Sì. Proprio perché c'erano stati dei problemi. Ma della scheda ha detto che è stata fatta la sera dell'omicidio. Ma aveva avuto problemi di scarico della scheda? Forse ho capito male? No, di scarico, c'erano di stati dei prelievo. problemi, sì. No, chiedo scusa se non sto capendo io, mi scuso con lei. La scheda di memoria, quando viene materialmente presa? Allora, la scheda di memoria la scheda di memoria credo sia stata presa, adesso io non lo ricordo con precisione,
perché la sera che noi siamo stati all'interno dell'abitazione abbiamo sicuramente sul posto visionato le immagini per verificare se effettivamente potevano essere utili o meno. Ecco, di questa attività non c'è nessuna annotazione, di questa attività di visione nell'immediato del video, della scheda, non so come abbiate potuto fare, ma si farà, non lo so. Ma dico, non c'è nessuna annotazione, a noi non risulta, mi conferma questo, che negli atti non c'è un'annotazione di questa operazione che lei ci ha descritto adesso, avvenuta la sera stessa dell'omicidio. Siamo d'accordo su questo? Sinceramente al momento non ricordo se insieme al collega abbiamo comunque sia redatto una notazione in merito alla visione sul momento, perché poi comunque sia abbiamo proceduto ad acquisire l'impianto di sorveglianza, ecco. Quindi acquisendo l'impianto perché scrivere che comunque sia quello era utile ai fini dell'indagine. Sì, io non discuto di questo, stavo discutendo del fatto che non ci risulta questa operazione, non risulta dagli atti. Sì, solitamente se c'è un'operazione successiva comunque sia che totalizza quella che è poi... Totalizza? Sì, no, noi volevamo capire un po' meglio, però io questo mi rimane oscuro, com'è che comunque la telecamera viene sequestrata presso l'abitazione del figlio, quindi che cosa è accaduto? Presso il negozio del figlio. Presso il negozio del figlio. Quindi che cosa è accaduto? Chi l'ha rimossa e perché se la trova il figlio il giorno dopo? Questo è quello che vorrei capire, fermo restando che prendo atto di quello che lei ci ha detto quanto alla scheda, va bene, ne prenderemo atto, ma com'è che si trova in mano al figlio nel negozio? Questo... Sì. Le spiego, questo però è un mio ricordo. Il consiglior Sorino è stato contattato appunto per poter acquisire queste immagini credo che sia stato lui stesso a togliere la telecamera da dove era posizionata. Il muro? Sì. Per una questione di tutela, nel senso che lui aveva visto che c'erano giornalisti, televisioni e aveva paura che comunque sia si vedesse che dalla sua abitazione era visibile questa telecamera che ipoteticamente poteva aver ripreso il delitto. Sì, e chi l'ha smontata la telecamera? Cioè chi è che ha aperto la telecamera per prendere la scheda e quant'altro? No, Presidente, non ha detto questo. Sta parlando di smontare dal muro. Sì. No, perché non aprire la telecamera. No, dico, ma l'ha smontata lui, questo l'abbiamo capito. Sì. Solo l'apparecchio. Sì. Quell'operazione che lei ci ha descritto prima, cioè che avete visionato la scheda nell'immediatezza, diciamo, per capire se fosse di interesse investigativo. Sì. L'abbiamo fatto con un PC, l'abbiamo fatta io e il collega che era con me, l'assistente capo Potenza Luca. Quindi però l'abbiamo fatta tramite un PC che aveva il signor Sorino lì, nel senso che sempre partendo dal presupposto appunto che l'impianto di videosorveglianza era strutturato in questo modo, quindi che c'era la possibilità di vedere le immagini tramite questa applicazione, col PC che era in casa del signor Sorino abbiamo visionato. Quindi il signor Sorino, era già la sera del... Era a casa? Lo avete convocato? Che è successo? Non lo so. L'abbiamo trovato a casa perché evidentemente richiamato dalla situazione qualcuno lo aveva avvisato e si era avvicinato a casa della madre. E quindi avete visionato con lui sul suo computer, avete fatto questa prima visione. Va bene. Avete fatto una copia forense di questa memoria? Io personalmente no. Le risulta che sia stata fatta una copia forense? No, non glielo so dire questo, sinceramente. No, però perché... Adesso ci arriviamo.
Qual era la durata, l'ha già detto, del filmato originale? Una trentina di minuti? Sì, l'hai già detto? scarsi, 30 minuti scarsi, sì. Ma il film... Lei quando dice che la durata del filmato è di 32 ore, di 32 minuti, di 32 minuti, fa riferimento a che cosa? A una selezione della memoria? Sì, a una selezione della memoria, sì. Quindi cioè, di quello che era immagino presente. che sarà perlomeno di 24 ore, adesso non so se è una memoria che si annulla, si ricarica, se a 48 ore, sa come sono i video? Sì, che si sovrascrive, certo. Che si sovrascrive, questo l'avete verificato voi, se si sovrascrive ogni quanto, ogni 24 ore, 48? Il signor Sorino comunque sia ci ha detto che la disponibilità delle immagini era limitata, era appunto perché era un'applicazione tra virgolette di queste poco... E quindi voi avete fatto una estrapolazione, vi chiedo scusa, con che criterio? Questi 30 minuti, come li avete... No, erano le varie riprese, erano comunque sia già catalogate di 30 in 30 della giornata. Di quello che... Quindi avete preso quella fascia oraria? Quella fascia oraria che ci interessava. Quindi potrebbero esserci delle immagini di mezz'ora prima, di mezz'ora dopo, eccetera, ma noi non le abbiamo più? No. Voi avete delle macchine che sono passate, che vedete nelle immagini, quindi mi scusi, no, sarò ancora più preciso, da quale minuto precedente all'omicidio parte il frame, diciamo, che voi avete isolato di 30 minuti? Da quale ora, da quale orario? Riguardo, se lo ricorda? No, guardo sulla La notazione. notazione ci sarà scritto, immagino. Sì, vabbè, siamo diciamolo al verbale. Sì. Allora, inizia alle ore 18 e 27 e 24 e termina alle ore 18, 57 e 17. Questo che abbiamo capito essere un frame, diciamo una parte. Ecco. Quindi se l'omicidio è alle ore 18 e 45, quindi è circa 20 minuti prima del fatto. Del fatto, sì. E 10 minuti dopo il fatto? Posso grosso modo dire così? Sì. Senta, avete ripreso, non avete ripreso, avete identificato nei 20 minuti precedenti, nei 10 successivi, ma soprattutto nei 20 precedenti, le macchine che sono arrivate in quel tratto di strada ripreso, che magari hanno parcheggiato di fronte al... Avete fatto questo tipo di... Sì, credo che questo tipo di controllo sia stato fatto, ma non l'ho fatto io, quindi non posso riferire in merito. Chi potrebbe averlo fatto? Così lo sappiamo. No, non ricordo, perché io ho partecipato solo alla parte proprio iniziale, cioè quindi il 7 e l'8 agosto alle indagini, dopodiché hanno proceduto altri. Sì. Quindi mi conferma che la SD, la memoria, ha una capienza di 32 gigabyte? Se è scritto così, sì, perché adesso sinceramente a ricordarlo. No, sa che le devo fare domande perché Sì. deve passare a verbale questo. Assolutamente. Sì. E invece, vabbè, abbiamo capito, per dare un'idea, il video che peso ha? Il video dei 30 minuti, per far capire la proporzione? No, questo non glielo so dire. Va bene. Sì. Senta, durante la visione del filmato si osservano due uomini seduti sulla panchina che all'arrivo di Piscitelli si alzano e la lasciano libera, diciamo così, andando ad occupare la panchina vicina. Lei intanto mi conferma questa descrizione che le sto facendo? Si vede anche dai fotogrammi. Risponda al microfono. Sì, quindi si vede anche dai fotogrammi 1, 2 e 3. Sono state identificate queste due persone? Credo di sì. Ma però lei non è in grado non sono in grado di riferire. Anche qui le devo chiedere chi potrebbe dircelo? Non lo so. Lei non lo sa? No, perché eravamo molti operatori sul posto.
Eravamo diversi operatori sul posto, quindi i compiti sono stati divisi, c'è chi si è occupato di comunque sia identificare le persone presenti sul No, posto. perché è un comportamento abbastanza potenzialmente significativo, sono due persone che si alzano e sembrano lasciar libero il terreno, lo spazio, la scena all'esecuzione del fatto, quindi c'era da chiedersi, voi non sono stati identificati o non le risulta? Non mi sa rispondere Non a le questa posso domanda. rispondere perché non l'ho fatto io. Nel corso dal momento dell'arrivo sino alla sua uccisione, Piscitelli parla mai con qualcuno diverso dal suo accompagnatore, Craig o Krieg, non so come si pronuncia. Lui è col suo accompagnatore, che abbiamo Sì. detto è il suo autista, esatto. Sì, Ecco. così almeno si è Lei identificato. può dire alla Corte se dalla visione, perlomeno del frame, del video di cui stiamo parlando, parla mai con qualcun altro? Se ricorda questo particolare. No, non lo ricordo. Sa perché glielo chiedo? Perché nel video, Sì. al minuto 7:10, esattamente alle 18, 34 e 33, adesso dirà la Corte se è il caso di proiettare questo passaggio, si vede un uomo che sta facendo jogging, che si arresta, si ferma davanti a Piscitelli, scambia qualche battuta, si sporge verso la strada in osservazione e poi se ne va via correndo. È un'immagine di 32 secondi. Vediamo il fotogramma 5, c'è qualcosa, ma qui non si vede niente. Fotogramma 5. Sì, però questo forse sarebbe utile vederlo, Presidente, forse sarebbe utile proiettare il video su questo particolare. Intanto se lei lo ricorda questo particolare. No, al momento no, non lo ricordo. Quindi non sa neanche dirci se quest'uomo sia stato identificato. No, come le ho detto prima, non glielo posso riferire. Presidente, con l'intenzione della Corte qual è? Di visionare interamente il video a un certo punto o di volta in volta? Beh, noi siamo un po' così legati al momento a quello che è l'andamento, diciamo, dell'istruttoria. No, dico, Poi questo se c'è in genere c'è un momento in cui o le parti, nel senso Cioè, per visionare- nell'ordine previsto, sollecitano la Visionare Corte l'intero video cosa significa? 30 minuti vuole vedere? No, però noi per poter esaminare la sequenza interessata. questa Quindi, sequenza che stiamo indicando credo che sia utile che la Corte la veda. sì, diciamo che in generale No, parlo entrambe noi abbiamo in queste domande evidenziato due sequenze, e cioè la prima di questo comportamento, diciamo, singolare, perlomeno di due persone che all'arrivo di Piscitelli si alzano e si spostano sulla panchina a fianco, come a lasciar libero il campo. E poi un signore che fa jogging si ferma, si mette a parlare con Piscitelli e poi se ne va guardandosi un po' intorno con fare... Alcuni minuti prima. Sì, l'abbiamo indicato proprio, al minuto 7:10 un uomo... Sì, ma lo ricordo, Sì, insomma, io l'ho visto tante volte il filmato, Ecco, sì, ecco. lo ricordo. Perché stiamo adesso prendendo dalla teste, diciamo che non sono stati, perlomeno non sa se siano state identificate queste persone. Questo è quello che abbiamo. Penso che sia un fatto importante, non so se la Corte ne tiene memoria quando vedremo l'intero video, va ma bene? in genere, dico sinceramente, il video lo si esamina ad un certo momento, nel momento in cui, perché il video fa parte del patrimonio conoscitivo della Corte quando viene prodotto, quindi le parti come la Corte lo possono vedere. Chiaramente non è detto che debba essere per forza, diciamo, però generalmente per i delitti spesso lo si fa nel momento in cui c'è una sollecitazione delle parti. Adesso non so nell'assunzione delle prove di oggi se era prevista una visione del video o era funzionale, a parte adesso questa sollecitazione difensiva, anche nell'assunzione degli altri testi. Adesso non...
Allora, noi il video lo abbiamo anche riportato se necessario, ma a noi, diciamo così, interessa, perché ad avviso di questo, come dire, non che non sia pertinente, ma poi ci torneremo, diciamo, sull'antefatto. A noi serviva oggi ricostruire, diciamo così, l'andamento del fatto omicidiario. Okay? Quindi a partire ovviamente dalla azione criminale, no? Allora, la difesa è interessata a speculare in termine latino, diciamo Sì, così, sì. come dire, ad approfondire. ecco, in questa accezione, degli accadimenti antecedenti. Cioè, subito antecedenti, dei comportamenti no, che ma hanno... antecedenti, no, possono allora, sì, ma è chiaro, ma facciamo io mica dico finire che non è legittimo, vabbè, per me lo facciamo possiamo fare pure finire ecco, allora, l'intervento. che, come dire, in questo momento è fuori dal fuoco, diciamo così, della testimonianza, così lo avevamo chiesto. Siamo disponibili ovviamente a mettere a disposizione, se lo ritiene lo possiamo vedere anche tutto, non è nessun problema, ovviamente non era l'oggetto diretto. Lo possiamo fare, sì. ma non è il test diciamo, che ha operato in questo senso. non lo so, io che non sia il fuoco della deposizione, stiamo parlando del video. No, però scusate, il tema è chiaro, intendiamo ognuno ha dell'analisi del video. esposto chiaramente. Noi il video generalmente lo vediamo su sollecitazione delle parti, perché la Corte lo vede in Camera di Consiglio normalmente il video, sempre, quando ci sono video da visionare. In questo momento abbiamo già le immagini, possiamo anche, in genere noi lo facciamo dopo aver esaurito quei testi che ci raccontano di queste prime indagini, come crede, e Presidente? poi perché si tratta di inserirlo in una deposizione più lunga, andare anche alla ricerca del singolo segmento può essere anche un po' farraginoso. Un po' faticoso. Generalmente lo facciamo anche perché è tutto trascritto, c'è memoria delle sue osservazioni, Benissimo. c'è memoria dei fotogrammi richiamati, del minutaggio indicato, e quindi poi ci sarà un momento in cui sicuramente all'esito, diciamo, anche immagino, avendo discusso dei testi, adesso noi ovviamente non conosciamo gli atti, no? Quindi Infatti, c'è un momento in cui lo facciamo sicuramente, in genere lo facciamo quando abbiamo una conoscenza un pochino più ampia, ed è Insomma, solo la per difesa questo. interessa che ci sia poi Sì. alla fine, a conclusione, Sì, ma nel considerando momento in cui le lo domande che abbiamo visioniamo- fatto, una proiezione qui in aula del video. Se c'è una sollecitazione delle parti lo facciamo senz'altro. Dico anche perché noi oggi abbiamo posto l'attenzione proprio al momento, Ah, certo, cioè è all'individuazione chiaro, del vabbè, soggetto ognuno che delle si parti avvicina ha un e suo spara. focus, evidentemente. Questo era. Poi le persone presenti, chi erano, l'identificazione, cosa hanno detto, sono tematiche che affronteremo in un No, per altro questo momento. non so se Non alcune era di queste previsto oggi. persone sono state, adesso il test ha fatto questo segmento di attività, non ha saputo neanche riferire se siano stati Non è identificati, un problema, non è verosimilmente che siamo sì. qui per mettere in difficoltà il No, testo. ma Questa no, risponde a cerchiamo quello che- di andare avanti in modo fluido, e poi sì, sono tutti volevo fare temi che verranno ripresi certo, al momento certo. debito. Poi se posso, prima di... Lei ha Cioè, finito? no, c'è ancora il no, difensore, sì. non ha finito, prego. Senta, avete verificato nelle indagini successive chi era presente sul posto oltre a Piscitelli e al suo autista? Quindi abbiamo detto, queste due persone lei non sa, ma insomma chi c'era oltre a Piscitelli? Non le posso riferire in merito alle indagini successive perché non ho partecipato alle indagini successive. Sì, perché noi sappiamo dalle indagini che a breve distanza in macchina stazionavano due amici suoi, lei di questo non ci sa dire. No, non posso riferire in merito a cose che non ho fatto. Avete misurato l'altezza della recinzione del parco, però non solo della rete, ma della recinzione, diciamo, dalla rete a terra, diciamo, quindi compreso il muro. Sono rilievi che solitamente fa la scientifica, non facciamo Però, noi. Avvocato, abbiamo detto prima che il riferimento è alla scientifica, sentiamo Va direttamente i testi della scientifica, appesantire inutilmente. La testa ha precisato però lei qual è dice- stata la sua attività, Sì, quindi... Presidente, però io lo Sì. faccio questa domanda perché nell'annotazione che è stata prodotta ed è a sua firma si dice dopo aver saltato la bassa recinzione. Che intende allora lei per bassa? Perché la definisce bassa? Perché La vede, Avvocato, Perché la a vede. vista la definisco bassa. Si vede dal fotogramma. Comunque, diciamo, l'esatta misurazione, che chiaramente è rilevante per tutto quello che ne consegue, avremo il dato preciso nel verbale della scientifica e poi nella deposizione. voi, presenze di tatuaggi
sulla figura, diciamo... Sta parlando di quello che si vede nel video, mi dice? Sì, voi non ne avete rilevato nessuno. No, altrimenti se avessi rilevato qualcosa di più di quello che ho rilevato lo avrei scritto. Sì. No, non mi pare che dobbiamo fare. Vedi tu se vuoi fare qualche domanda. Prego. Prego. Io non ho altre domande. Sì, l'altro difensore ha domande? Se posso, due specificazioni tecniche, perché rispetto al video che su domande dell'avvocato Cagliazza ha riferito di aver lei insieme al suo collega Potenza materialmente appreso al momento del sequestro o il giorno prima dal signor Sorino Fabio, Sì. e ha risposto a domanda del collega che non è stata effettuata una copia forense del video. Che io sappia, no. Perlomeno non è stata da lei svolta No, da me questa... no. Ok. E quindi rispetto all'apprensione della memoria SD di 32 giga, Sì. il video poi è stato da lei trasferito su un altro supporto, nel senso lei una ha proceduto alla visione delle immagini di cui all'annotazione visionando il video da dove? Cioè era riversato direttamente dall'SD o riversato su un diverso supporto informatico? Su una pennetta USB, su una memoria di massa esterna. Esterna, sì. Ok. E questo riversamento dalla SD sulla pennetta USB da chi è stato effettuato e in che momento? È stato effettuato quando è stata sequestrata la telecamera tramite l'applicazione che permetteva il controllo della telecamera stessa. È stato scaricato praticamente tramite questa applicazione sulla pennetta. Ok. Perché noi agli atti abbiamo il video che è nominato 2019-08-07 omicidio Piscitelli di durata di 29 minuti e 53 secondi negli orari che lei ha indicato prima, e questo è il video, una parte della quale è stata oggi riprodotta in aula. E questo è il video originale presente sulla memoria SD, mi spiego meglio, sulla memoria SD come era nominato questo video? E è stato da lei verificato il codice hash del video presente nella memoria della videocamera? Se sì, se ce lo può riferire. No, non glielo posso riferire. Quindi lei non ha, No, al momento codice- dell'apprensione no, del non video non è ricordo. stato né effettuata una copia forense che lei sappia, né identificato il video con un codice hash identificativo per l'appunto? Che io sappia, no. Cioè che almeno non ricordo la presenza di codice hash. Ok, quindi lei ha lavorato sul video che era stato già riversato all'interno di questa pennetta USB. Sì. E che lei sappia il video che è stato poi consegnato alla polizia scientifica per effettuare i rilievi, le misurazioni e tutti gli accertamenti tecnici è lo stesso che era, cioè quello riversato sulla pennetta USB? Ne sono state effettuate altre copie? Con che modalità? No, questo purtroppo non glielo posso riferire perché non lo so. Quindi non ha consegnato No. lei il video alla polizia scientifica? No. Va bene, grazie. Prego. Prego, avvocato. Sì, semplicemente un chiarimento. C'era forse il PM che doveva intervenire prima, un attimo solo. Sì, ma solo perché magari poi in sede di solo un conclusione può fare chiarimento alla richiesta di chiarimenti. Ho cercato anche, diciamo, su Amazon questa telecamera, ma insomma, diciamo, sono quelle di... Non c'è partita. Sì. Comunque, al di là, non entriamo nel fatto tecnico, ma lei ricorda se questa telecamera con scheda SD interna fosse consultabile tramite Bluetooth? Nel senso, lei dice, la sera ci rechiamo presso l'abitazione. Sì. Il figlio della proprietaria apre un computer, è così? Sì, perché era collegata a Wi-Fi. Wi-Fi, sì, Wi-Fi o Bluetooth, poi Sì. bisogna vedere, alcune si collegano con la rete. Vabbè. Quindi lei, diciamo, col computer, se ho ben capito, Sì.
siccome, come dire, le conosciamo, ha aperto il figlio ha aperto un'app, cioè, Sì. e c'era l'immagine. Sì. Lei ha visto queste immagini, la prima visione, quella Sì. all'impronta, all'inizio, quando c'è un omicidio e si fanno le indagini con una certa fretta, diciamo Sì. così, è anche giusto che sia così. Ecco, quindi lei le ha viste Sul momento. su questa cosa. Sì. Quindi quella sera voi non toccate la telecamera, giusto? Cioè non avete bisogno, non l'avete fatta, l'avete smontata la telecamera? no, Quindi avete assolutamente. visto tramite un laptop, avete visto, diciamo, il frammento che vi interessa. Dopodiché, se ho capito, il figlio smonta e si porta via la telecamera, cioè si porta via, come dire, la toglie da un luogo visibile e il giorno dopo voi fate il sequestro, è corretto? Sì. Benissimo. Arrivati in questura, Sì. ok? Voi non avevate, tra l'altro voi vi fate dare sia l'ID, diciamo, che la password per accedere. Sì. Perché questo era il sistema per poter accedere da remoto, Sì. è corretto? Sì. Sempre se sulla stessa rete wifi, eccetera, eccetera, quindi con la telecamera accesa. Esatto. Benissimo. Voi che cosa fate? Diciamo così, fate la scheda SD, sono quelle schede piccole, poi ci sono vari modelli, ma sostanzialmente poco più di una scheda SIM, insomma un po' più grande, eccetera, eccetera. Voi che fate? La estrapolate dalle telecamere? Quello che ricorda lei, se l'ha fatto lei, perché... No, io ricordo solo che è stata... Cioè a lei le è stato dato un file dicendo guardalo e analizzalo, o lei ha operato, diciamo così, questa estrapolazione? Questa è la domanda. Quello che ho operato io è stato lo scarico del video tramite l'applicazione che ci ha fornito il signor Sorino. Oh, allora aspetti, questo è importante. Questo è importante, perché quando si compra, lo dico a beneficio anche, come dire, dei giudici, no? Se io compro una telecamera di un certo tipo, di questa tipologia, poi vado su Play Store piuttosto che, a secondo se ho, come dire, un Android o un Android oppure Microsoft, eccetera, c'è un'app che si scarica sul device che mi consente di visionare il filmato. Ok? Perfetto. Ma mi consente, questa è la domanda, diciamo, sto facendo un discorso astratto perché so come funzionano, però non so se è questo il caso di specie. Sì. Mi consente anche di scaricare da remoto, cioè dalla telecamera io posso dire da minuto X a minuto Y, se non è sovrascritto, diciamo, se ancora è contenuto nella telecamera, tramite la rete wifi io posso scaricare su questo computer quella mezz'ora o quei 10 minuti di filmato e poi ci faccio quello che voglio, nel senso lo analizzo, lo cambio formato, eccetera, eccetera. Sì. Volevo sapere, ma ripeto, questa è una domanda, se lo scarico è stato fatto in questa maniera oppure io ho smontato la SIM, l'ho inserita in una porta, diciamo Sì. così, ho fatto accesso fisico a quella SD in un altro device che non sia la telecamera e da lì ho fatto una copia. Cioè, Sì, no, lo scarico è stato fatto come la prima ipotesi, ossia da remoto, senza estrarre fisicamente la scheda dalla telecamera. ok, quindi scheda e telecamera è rimasta in sequestro. Sì. Non ho altre domande. C'era la parte ha già anticipato sì. il proprio ministero. Va bene, allora se non ci sono altre domande della destra la possiamo far accomodare e può andare, ispettore. Grazie.
Chi sentiamo adesso? Posso chiedere 5 minuti? Presidente, le posso chiedere solo 5 minuti solo? Di pausa, se è possibile? Sì, va bene. Anche meno. Anche meno. Vabbè, poi proseguiamo con Può andare, ispettore. Grazie. Chi sentiamo adesso? Posso chiedere 5 minuti? Presidente, le posso chiedere solo 5 minuti solo? Di pausa, se è possibile? Sì, va bene. Anche meno. Anche meno. Vabbè, poi proseguiamo con